Benvenuti, oggi è venerdì 8 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:31 e tramonta alle 16:55. La luna si leva alle 12:46 e cala alle 22:42. Oggi la chiesa celebra San Goffredo. Il nome Goffredo è di origine gotica e vuol dire protetto da Dio. Oggi 8 novembre si celebra la giornata internazionale della radiologia. L'International Day of Radiology coincide con l'anniversario della scoperta dei raggi X da parte del fisico tedesco Röntgen nel 1895. Il monitoraggio dell'evoluzione di alcune condizioni patologiche permette di valutare l'efficacia dei trattamenti utilizzati. La diagnostica per immagini ha come principali sfide l'ottenimento di risoluzioni sempre più avanzate, con immagini appunto più dettagliate, e la riduzione dei tempi di acquisizione. Buon compleanno a Can Yaman, che compie oggi 35 anni. Attore e modello turco, si è laureato nel 2012 in giurisprudenza per poi dedicarsi alla recitazione. Nel 2014 i primi ruoli, nel 2018 crea una linea di abbigliamento in collaborazione con un'azienda turca e nel 2021 lo troviamo nella campagna pubblicitaria del pastificio abruzzese De Cecco, al fianco di Claudia Gerini. Dal 2021 è protagonista insieme all'attrice Francesca Chillemi della serie di successo Viola come il mare. Sono 82 gli anni per Sandro Mazzola, uno dei più grandi calciatori italiani. Figlio d'arte di Valentino, scomparso con il grande Torino nello schianto aereo di Superga, Sandro ha legato la sua carriera all'Inter, vincendo negli anni 60 2 Coppe dei Campioni. Con la nazionale è stato campione d'Europa nel 1968. Il terzo festeggiato di oggi è lo chef scozzese Gordon Ramsay, severissima star televisiva di trasmissioni come MasterChef e Hell's Kitchen, che compie oggi 58 anni. Prima di trovare fortuna negli Stati Uniti ha lavorato a Londra e Parigi. Durante la sua carriera è stato premiato con 17 stelle Michelin. Il suo ardito e ingegnoso rinnovamento dell'arte drammatica e teatrale. Con questa motivazione, l'8 novembre del 1934 viene assegnato al siciliano Luigi Pirandello il Nobel per la letteratura. La notizia gli arriva con un telegramma. Lui, assediato dai giornalisti, prende un foglio e scrive scherzosamente: "Pagliacciate, pagliacciate". Ma siamo davvero gli unici esseri viventi esistenti nell'universo? Abbiamo scoperto migliaia di pianeti extrasolari, cioè al di fuori del Sistema Solare. Si stima che nella nostra galassia esistano altri pianeti potenzialmente abitabili e si tratta di decine di miliardi. Il cosiddetto paradosso di Fermi evidenzia infatti l'apparente contraddizione fra l'elevata probabilità di esistenza di civiltà extraterrestri e la mancanza di prove, probabilmente dovuta alle enormi distanze dell'universo rispetto a quelle a cui siamo abituati sulla Terra. Buongiorno ai 12, oggi la giornata è ancora molto dinamica poiché i pianeti formano aspetti in continuazione. Vediamo cosa hanno in serbo per i segni zodiacali. Ariete, la giornata di oggi prevede un'azione decisamente molto più spregiudicata. Siete forti dei vostri sentimenti e non avete paura a manifestarvi. Le gioie dell'amore adesso si fanno concrete, vivetele fino in fondo. Toro, la giornata di oggi sembra comunque rimandarvi un po' lo stesso consiglio di tutta la settimana, ovvero quella di stare ad osservare e di agire poco. Oggi però tutta una serie di aspetti vorrà che voi sistemiate qualcosa di burocratico, qualcosa di affaristico, in termini semplicemente di ascolto, di proposta e di accordo.
Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che parla ancora di una certa confusione in ordine sparso dei vostri sentimenti. Ebbene, oggi preferirete comunque esprimere la vostra natura sempre curiosa e coerente, facendo anche delle domande, avendo voglia di conoscere bene chi avete intorno e di dire qualche parola in più, magari a qualche persona che sentite ferita. Cancro, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna ancora molto saggia, la sua alleanza con Saturno fanno sentire poco l'opposizione proprio perché si sente molto forte, vi obbliga quindi a vedere al di là delle cose che si vedono e a stare entro certi limiti, poiché in questo momento è importante l'autocontrollo per far andare bene un affare a cui tenete tanto. Leone, la giornata di oggi prevede sempre il vostro Marte iperattivo, il nuovo ospite nei vostri gradi sta facendo faville ed è proprio con Mercurio che oggi andrà molto d'accordo, rendendovi molto più comunicativi in amore. Oggi la vostra capacità comunque di dialogare sarà anche affettiva, sarà anche piena d'amore e di intensità, vi farete molto apprezzare. Vergine, la giornata di oggi prevede un andazzo zodiacale abbastanza sereno, anche se l'opposizione di Saturno e Nettuno vogliono fare di tutto per rendere tutto molto caotico, la saldezza del Sole e l'aiuto della Luna oggi vi aiuteranno moltissimo a gestire bene le faccende emotive. Se avete il dubbio di essere amati o meno, le stelle lo sciolgono subito, sì, oggi siete amati. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che prevede Venere sempre alle prese con le sue dispute con Giove e con le confusioni mareomotorie di Nettuno. Ecco, oggi forse potreste pensare un po' all'ulteriore, anche come risentire qualcuno di lontano, anche come non ammettere a voi stessi di non sopportare la lontananza di chi vi ama. Forse vi state chiedendo se è una vostra proiezione o meno. Lo saprete in serata quando riceverete una telefonata. Scorpione, giornata oggi veramente molto bella, il trigono con Saturno e l'appoggio della Luna vi fanno diventare assolutamente dinamici e affettuosi. Oggi sarà importante costituire bene l'entourage lavorativo e stringersi intorno a quell'affettivo, è fondamentale. Sagittario, giornata oggi che vede Mercurio forte di Marte, a volte un po' spregiudicato anche nel parlare, nel dire cose senza pensarci troppo su. Mentre invece Venere è proprio incontentabile nei vostri gradi e questo passaggio di questa Venere un po' turbolenta crea degli alti e bassi in amore non indifferenti. Capricorno, la saggia Luna oggi sembra voler ordinare tutto e voi siete forti di una buona, anzi ottima, saldezza di umore e di intenti. Benissimo, è un momento utile da sfruttare per concludere un accordo molto importante a cui tenete e anche per fare un acquisto importante. Acquario, la giornata di oggi prevede una serie di movimenti planetari un po' avversi, ma ci pensano Venere e Mercurio a rendervi un po' esagitati in amore, anche nella voglia di comunicare, perché no, di condividere con gli amici, che è la vostra attività preferita, tutti i successi di un momento creativo che prevede nuovi accordi e nuovi orizzonti. Pesci, giornata oggi molto intensa, tutti e due i vostri pianeti, Saturno e Nettuno, quelli che ospitate nei vostri gradi, sono capaci di compiere moltissimi aspetti, può succedere di tutto in senso positivo perché non ricevono brutti aspetti se non Nettuno da un incontentabile Venere e dall'ambizione di Giove, stanno per cambiare alcune cose, quindi tiratevi un po' a lucido perché siete di nuovo protagonisti della scena. Lo scheletro di una mano sinistra con una fede nuziale all'anulare. Questo apparve sulla prima radiografia della storia, l'8 novembre del 1895. A compierla fu il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen sulla mano della moglie. Up for grabs, letteralmente traducibile con pronto ad essere afferrato. È l'espressione perfetta per indicare qualcosa che è immediatamente disponibile, come un premio o un'opportunità da cogliere.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Teofilo Folengo, monaco benedettino nato alla fine del XV secolo, ha legato la sua fama all'invenzione di un nuovo linguaggio, un impasto esuberante di latino, dialetti e italiano maccheronico, tanto che la sua opera più importante prende il titolo Maccheronee. La sua vis polemica contro la società attirò tuttavia in Italia la censura ecclesiastica. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non sono quel genere di persona che si siede e piange sul latte versato. Sono troppo occupato a cercare la mia prossima mucca. E come ci consiglia il nostro caro Gordon, guardate sempre avanti, avete un weekend davanti a voi, quindi gite fuori porta o magari una maratona di serie TV e un po' di riposo. Io vi aspetto domani. Buona giornata dalla vostra Martina.